C'è un luogo dove l'acqua non divide, ma unisce, dove ogni pietra, ogni pianta, ogni fiore racconta una storia. Questo luogo è Crocetta del Montello, un cuore fragile di un equilibrio millenario. Ora, questo cuore è in pericolo. La Regione Veneto ha da tempo avviato la progettazione di enormi casse di espansione in questa tranquilla ansa del Piave. Un'opera importante, una ferita idraulica scavata nel cuore della natura. Si dice per sicurezza, si dice per il futuro, ma il costo, un ecosistema unico cancellato, un'economia sconvolta per sempre, una cultura violata. Ora, al posto della Regione c'è un commissario. Il commissario Colaizzi, se realizzerà l'opera, si assumerà la grave responsabilità di alterare gli equilibri di un territorio, sconvolgendolo per sempre, usi, costumi di comunità tranquille e laboriose che con decenni di lavoro imprenditoriale hanno creato un'economia senza pari in tutta Italia. La Regione e lo Stato non ignorino queste ragioni. In nome della sicurezza non impongano una distruzione. In nome della prevenzione non si imponga violenza ambientale. Se si riconoscono le difficoltà e gli interessi dei territori del Basso Piave, anche i nostri devono essere tutelati in ugual maniera. Questo territorio non deve dire addio alla sua economia, alla sua agricoltura, al suo turismo, alla sua imprenditorialità, e anche le nostre famiglie devono vivere tranquille e sicure. I cantieri di escavazione e costruzione lunghi anni, se non decenni, manderanno inevitabilmente in crisi le attività, sia in destra che in sinistra Piave, portando centinaia di migliaia di camion sulle strade, ingolfando il sistema produttivo, generando polveri e devastazione che non capisco come potranno non interferire con il delicatissimo sistema dei vigneti. Chi dobbiamo ringraziare per tutto questo? Chi ci deve rappresentare in questo caso? Chiediamo che il commissario abbia nei confronti del Piave quella visione idraulica tanto sollecitata dall'Unione Europea per il rispetto dei fiumi e delle sue comunità. Ci siamo spostati dal fiume un po' nell'entroterra, qualche passo, e si sta benissimo, un microclima perfetto e anche un po' freschetto, gli uccellini che cantano, ma a parte tutto questo le casse di espansione qui avrebbero un impatto devastante non solo sull'ambiente ma soprattutto sull'economia. Certo, qui sono sorte attività turistiche. Questa che hai qui davanti ha 200 anni, quindi a introdurre un cantiere in un'area così significherebbe far morire, distruggere un'economia che è secolare, è ultrasecolare. Tante sono le trattorie in riva al fiume, abbiamo detto questa ha ben 200 anni, adesso noi vi portiamo a vedere dentro una sala e cosa si vede da questa antica trattoria cenando fuori. Andiamo. Eccoci qua, un posto che ha visto passare le guerre,
ha visto passare il tempo, le generazioni, le emozioni, sì, perché questa finestra sullo stupore è sempre stata fino ad oggi una grande emozione, ma solo fino ad oggi. Cosa potrebbe succedere? Lo spieghiamo bene. Cosa avremo poi qui? Un cantiere. Abbiamo Quanto un cantiere. grande è questo cantiere? Un cantiere da 550 ettari. Qui non ci sarebbero più abitazioni, non ci sarebbero più verde, non ci sarebbe più niente, ci sarebbe fango, ci sarebbero le gru, le ruspe, Per il camion, quanti il anni rumore. il rumore, per quanti anni tutti questi lavori, la polvere e poi l'immensa per distesa di cemento per quanti chilometri? Per decenni e per 550 ettari. E qui, signora Giannella, che fine farà il turismo? Che fine faranno le tante locande che si affacciano al fiume come la sua? La fine è una fine triste. Da quello che ci ha detto anche il sindaco, con un paesaggio del genere, con un quadro del genere, il Piave è sempre stato un'attrattiva. Ancora negli anni 60 la gente da Treviso arrivava a fare le vacanze in locanda, tutta l'estate rimanevano qua. Quello che dopo hanno fatto a Jesolo e Caorle. Quindi il Piave è sempre stata una risorsa per tutte le persone rivierasche, quindi tutti gli ambienti, le locande, i ristoranti, le trattorie, tutto quello che esiste ancora, il Piave, per loro il Piave è sempre stata una risorsa. Quindi noi Anche vediamo... adesso le biciclette, le visite, i motorini, i ragazzini, il Piave sempre in prima linea. Che fine farà tutto questo? Non ci sarà più. Purtroppo non ci sarà più. E quindi un'economia e un'intera città che implode su se stessa. Purtroppo sì, questo è quello che ci aspetta in questi anni. Sindaco, lasciamo una delle tante locande che si affacciano sul fiume alle nostre spalle, ma Crocetta del Montello non è solo enogastronomia, non è solo locanda, non sono solo ristoranti, ma molto molto altro. Che fine farà l'agricoltura importantissima di questa zona, il commercio? Cosa ne sarà? Basta, finirà, morirà. Noi se non interveniamo e lasciamo vivere questo territorio, lo difendiamo, tutto questo non potrà continuare, l'agricoltura verrà penalizzata tantissimo. Perché così... noi abbiamo qui un'agricoltura importantissima, certo, le viti, il vino. Questa è terra di prosecco, è terra di vini rossi, il Montello, e noi gli stiamo portando a fianco una nuvola di polvere. Bisogna capire che certi interventi rovineranno completamente il turismo, l'agricoltura e l'economia in genere. E questa è una terra che assolutamente vuole continuare a vivere. Certo. Crocetta del Montello è territorio di grande turismo lento, turismo ecosostenibile, territorio adatto a visite guidate, escursioni. Noi qui abbiamo una delle nostre guide che ci racconterà, ci darà qualche pillola di questo territorio. Ciao Andrea. Ciao, ci troviamo davanti un gioiello che ci ha regalato il carsismo del Montello, il Boro di Ciano, luogo abitato sin dall'uomo neolitico quantomeno e venerato dall'uomo preistorico che vedeva in queste cavità quasi l'entrata alle viscere della terra, verso la Dea Madre. Questa è una delle tante sorgenti che abbiamo qui lungo il Coston che si affaccia sui ciotoli della Piave e quindi sulla meraviglia delle Grave di Ciano, quindi una delle sorgenti a nord del Montello. Grave di Ciano, poco più in là, dietro quelle specie arboree meravigliose, mastodontici, piopi che nascondono un puzzle di ambienti eccezionali che stiamo perdendo
nel bel paese. I nostri magredi soprattutto, no? Queste praterie a carattere estetico che nascondono una biodiversità incredibile, soprattutto anche a livello faunistico. Questi sono luoghi che ancora proteggono e nascondono delle specie animali altrove scomparsi. Partiamo citando Mamma Piave, no? Che ancora tra le acque presenta specie protette, inserite in direttiva Habitat, pesci meravigliosi, ricordando come l'80% dei pesci siano in fase di declino, tra gli invertebrati più in pericolo. Abbiamo ancora qui qua e là il barbo italico, la lampreda padana, il cobite o lo scazzone che chiamiamo simpaticamente in dialetto il marson. Se alziamo gli sguardi, un'altra arteria percorsa da un numero mastodontico di animali. Questa è una rotta migratoria importantissima, non solo in Italia ma in Europa, la grande rotta del Piave. Un corridoio ecologico usato dal lupo recentemente e anche che ha aiutato l'arrivo dello sciacallo dorato, che sono stato onorato di documentare nelle prime riproduzioni, che sono già arrivate alla terza riproduzione. Tutto questo non è auspicabile di salvare, ma doveroso salvare. Una specie animale in generale ha una storia lunga, 5 milioni di anni in questo pianeta. Noi sapiens in 300.000 anni siamo riusciti ad arrivare alla sesta estinzione. È ora di invertire questo trend, di crederci meno padroni e più ospiti in questo che è un luogo meraviglioso, uno degli ultimi che abbiamo ancora il privilegio di poter proteggere. Qui, a Crocetta del Montello, il Piave mormora ancora, ma se non lo difendiamo diventerà solo silenzio.